Mercoledì 30 maggio, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è il deputato genovese della Lega Edoardo Rixi. Ben trovato. Buongiorno. Se lasciando l'incarico in regione qualcuno avesse potuto pensare che sarebbe andato a stare più tranquillo a Roma, in questi giorni si è sicuramente ricreduto. Prima di fare un passo indietro per ripercorrere cosa è successo, facciamone uno avanti. Dopo la riapertura di Di Maio, sta riprendendo campo l'opzione di un nuovo governo, Conte o con un altro candidato premier, Lega, Movimento 5 Stelle? Noi siamo fermi al fatto del veto del Presidente della Repubblica su Paolo Savona di domenica, che ha impedito la costituzione dell'unico governo possibile in questo Parlamento, che è quello di Lega 5 Stelle, con l'appoggio anche di Fratelli d'Italia. È chiaro che noi abbiamo fatto tutto il possibile in questi mesi, non solo ci siamo seduti al tavolo con una forza politica a cui io che ho esperienze in Liguria siamo sempre stati assolutamente su posizioni se non diametralmente opposte, su alcuni temi assolutamente lontani. Siamo riusciti a trovare una sintesi, forse in pochi ci credevano a livello di paese. Devo dire, abbiamo scoperto anche un movimento, il 5 Stelle, con cui è possibile lavorare e dialogare. Questo è sicuramente un punto positivo, però quando siamo arrivati al dunque abbiamo avuto un fuoco totale da parte di tutti i media nazionali, e poi anche la chiusura da parte del Quirinale, e quindi non è stato possibile portare avanti questo governo. Devo dire che la Lega, che è seconda forza politica nel Parlamento italiano, ha rinunciato sia alla presidenza del Senato, sia a quella della Camera, sia alla presidenza del Consiglio, eppure questo non è bastato. Quindi quando ci chiede di essere responsabili, credo che noi lo siamo stati. Forse molti altri che si definiscono a volte responsabili sono stati assolutamente poco. Hanno giocato un gioco al massacro che ha portato in una situazione di stallo istituzionale, dove al momento siamo senza un governo, con il Presidente della Repubblica che è disegnato Cottarelli, che rischia di arrivare in Parlamento non prendendo neanche i voti del PD che gliel'aveva promessi. Quindi quello che sta dicendo lei è: siamo disponibili come Lega con il Movimento 5 Stelle a fare un governo quasi di unità nazionale in un certo senso. Certo è che non ci stiamo a salire al governo per poi essere bombardati dal primo giorno, anzi ancora prima, da tutte le altre forze politiche, dall'opinione pubblica e dai media. Oltretutto ci è stato rimproverato che il nostro non è un governo eletto dai cittadini, perché ci eravamo presentati in schieramenti diversi. E devo dire che per noi è fondamentale. Quello è vero, però eravate in schieramenti diversi e contrapposti. Assolutamente vero, per cui noi riteniamo che in questo momento la cosa più giusta sia andare al voto, chiedere ai cittadini di esprimersi in modo da tornare con un mandato popolare pieno, in modo da poter avere un governo forte, perché in questo momento l'Italia ha bisogno di un governo forte, ha bisogno di un governo che sappia dire no a Berlino, a Bruxelles e a Parigi quando è necessario, riportare il Mediterraneo al centro negli interessi europei e non come un mare da destabilizzare per portare sempre di più l'economia verso l'est Europa e verso il mare del nord. E questi sono temi di geopolitica internazionale che può affrontare solo un governo legittimato dagli italiani e che gode alla fiducia del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Lei dice tornare al voto il prima possibile. Se si torna al voto con questa legge elettorale, l'unico accordo possibile per essere certi di fare un governo è che Lega e Movimento 5 Stelle si presentino insieme. A quel punto i numeri per avere una maggioranza anche con questa legge pasticciata dovreste averle, e lì si va con un governo. Guardi, io penso che i numeri saranno profondamente diversi rispetto alle ultime elezioni. È chiaro che noi abbiamo un tema da affrontare che probabilmente chi ha impedito la costruzione di questo governo in questi giorni non ha tenuto in considerazione, e se ne sono accorti i mercati, che infatti dal momento in cui è stato posto il veto su Paolo Savona non è che la situazione è migliorata, è decisamente peggiorata. È il fatto che noi abbiamo da affrontare una finanziaria a breve, perché se no altrimenti ci salta l'IVA, l'aumento dell'IVA, e si parla a livello europeo di possibili patrimoniali. È chiaro che noi a questo non ci stiamo, quindi per noi siamo disposti a mettere in sicurezza e andare a votare, però con una data certa delle elezioni. Anche il 29 luglio, come si dice. Ma io credo che in questo momento la cosa più utile sia sterilizzare l'IVA
e quindi avere un mese e mezzo a livello parlamentare per poter portare a conclusione l'iter, e dopodiché avere però già oggi la data del voto. È chiaro che però sono scelte che non dipendono da noi possiamo fare delle proposte, a volte ci vengono date come decisioni che in realtà non abbiamo preso. Noi siamo uno degli elementi in questo momento assolutamente centrale nel Parlamento, ma non siamo né la prima forza politica, che è il 5 Stelle, né siamo in questo momento in grado di controllare quelle che sono le decisioni che vengono prese dal Presidente della Repubblica. Credo che sia un momento in cui bisogna avere sangue freddo, non farsi trasportare diciamo dagli ultimi avvenimenti, ma a mente fredda ragionare quelli che sono gli interessi più importanti da salvaguardare in questo paese, anche perché ci troviamo per la prima volta da più di una settimana senza nessun ministro in carica, cosa che non era mai successa, perché il governo uscente ha già lasciato i ministeri e al momento non si vede un governo entrante. Visto che mi ha risposto parzialmente, io provo a riproporgliela con un'altra salsa. Anche in questi mesi di trattative, pensate che sia più affidabile come partner anche per presentarsi alle prossime elezioni il Movimento 5 Stelle, con cui in qualche modo siete riusciti anche a trovare un contratto che, come ha ricordato, era difficilmente ipotizzabile viste le posizioni di partenza delle scorse elezioni il 4 marzo, o è ancora affidabile la vecchia alleanza del centrodestra con Forza Italia, che invece ad esempio non ha perso occasione per sparare contro Salvini e la Lega, per questa alcuni almeno esponenti di Forza Italia, contro questo contratto col 5 Stelle? Questo lo dovrebbe chiedere soprattutto a Forza Italia, perché come dice giustamente ci sono alcuni esponenti di Forza Italia con cui andiamo molto d'accordo, ce ne sono altri che sono agli antipodi rispetto alla nostra politica sia nazionale che europea. E riassumiamo con una vecchia guardia berlusconiana che guarda di cattivo occhio, quella tottiana invece ad esempio più aperta. Penso che che il problema grosso oggi di dialogare su Forza Italia è che non sai con chi dialoghi, quindi questo è un problema, e quindi anche la stipula di un contratto di governo non sarebbe così semplice come lo è stato invece col Movimento 5 Stelle, su cui si è ragionato. Sono uscite anche alcune bozze che hanno preoccupato qualcuno. A me fa un po' sorridere la vicenda, perché quando si lavora e si parte da posizioni assolutamente diverse è ovvio che i primi documenti ci siano magari delle incongruenze o dei problemi, ma il risultato finale è stato un risultato soddisfacente. Devo dire che abbiamo fatto un contratto di governo sicuramente di un profilo alto, che conteneva almeno per l'80% punti per noi fondamentali in un programma di governo, anche dovesse essere con altre forze politiche. Su questo ci siamo confrontati anche con Fratelli d'Italia, che hanno trovato comunque anche all'interno di questo documento dei valori fondanti anche da loro stessi. Stiamo parlando di un movimento che non è certo di sinistra. Mi sorprende che su questo più volte Forza Italia interpellata ha sempre avuto una posizione assolutamente critica, e anche un eventuale governo avrebbe sempre annunciato di dare voto contrario. È chiaro che c'è un percorso da fare, bisognerà vedere anche quando è la data delle elezioni e se ci saranno dei chiarimenti. Oggi quello che ritengo è che in Italia ci debba essere il governo più forte possibile, con poche idee ma chiare: l'abolizione della legge Fornero, la flat tax, consentire a chi oggi non arriva a fine mese di avere un reddito, ma soprattutto che ci sia un'idea che bisogna puntare all'aumento del PIL e allo sviluppo e non all'austerity, che condannerebbe il nostro paese ad ancora anni di stagnazione economica. Quindi vuol dire anche andare a ridiscutere a livello europeo tutta una serie di regole, dalla Bolkestein ad altro, che ci stanno uccidendo le nostre attività. E negli aggiornamenti, poi è tutto in evoluzione sulle situazioni politiche. C'è anche da notare che Fratelli d'Italia, dopo un'iniziale diffidenza, adesso invece ha dato la sua disponibilità per un nuovo tentativo di governo Lega Movimento 5 Stelle. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio, e ritorniamo a Tutta la Liguria ne parla insieme a Edoardo Rixi. Pausa giusto di 10 secondi. E ripartiamo da Savona, ma non il capoluogo. Bello, dovresti mettere. L'hai visto il video dei comici? Sì, Bellissimo, dovresti con mettere Valpontin. quello lì in diretta. Savona. Ok, andiamo. Antonio Varazzi.
Mercoledì 30 maggio, ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia di Edoardo Rixi e riprendiamo la nostra chiacchierata dalla bocciatura che avete avuto come Lega e Movimento 5 Stelle dal Presidente della Repubblica Mattarella. La giustificazione del Quirinale è stato il Dicastero dell'Economia, quindi Paolo Savona, il nome che avete indicato, Lega e Movimento 5 Stelle, sul quale non c'è stata volontà di ritrattare e di cambiare il nome come aveva chiesto Mattarella che ha detto Savona ha dei progetti, almeno un piano B, come si dice, di uscita dall'euro, un piano B che non è stato votato e di conseguenza non posso dare l'incarico a un governo del genere, devo tutelare i risparmi dei cittadini. Al di là della sua risposta che posso immaginare, però una cosa è vera, quella che dice Mattarella: né Movimento 5 Stelle né Lega si sono presentate il 4 marzo dicendo, ad esempio, facciamo un referendum per uscire dall'euro. Né è nei progetti del governo, né c'è sul programma di governo, né è nelle intenzioni di Paolo Savona, che è un grande professore universitario che gestisce anche numerosi fondi a livello internazionale, è stato ministro dell'industria, è stato uno dei grandi sia nella direzione del Ministero dell'Economia e di Finanza, sia in Confindustria Italia, sia nella costituzione dei trattati all'inizio dei trattati europei, ha fatto già parte dei governi italiani, ha 81 anni, non è un pericoloso terrorista e si riferisce, e questo sorprende, Mattarella non a qualcosa che è scritto all'interno del programma di governo, ma delle slide che Paolo Savona ha fatto in un seminario durante una sua lezione all'università, nella quale faceva capire come un'eventuale uscita dall'euro come potesse essere gestita. In un fine settimana addirittura. Esattamente, sì. Ma questo è una cosa che viene fatta normalmente in tutte le università, sono delle questioni che si affrontano, anche perché in caso di traumi nell'Eurozona ci sono già progetti tedeschi e francesi per fare esattamente la stessa cosa. Tra l'altro, non facendo parte di governo, è legittimo che un professore che allora non pensava neanche di far parte di un governo possa in occasioni far vedere tecnicamente sotto un profilo dottrinale come bisognerebbe agire. Questo, se non altro, dà l'idea delle capacità di una persona che potrebbe affrontare anche i momenti più bui in cui si trovasse il nostro paese. Stiamo parlando di uno dei più grandi monetaristi viventi in Europa. Oltretutto queste slide sono sottoscritte da altri 7 premi Nobel, quindi non stiamo parlando di un progetto eversivo, anche perché, e così chiudo proprio qualsiasi tipo di perplessità, vorrei ricordare a tutti che il Presidente Mattarella, oltre a nominare i ministri, firma anche i decreti del governo, quindi potrebbe bloccare in qualsiasi momento qualsiasi cosa che secondo la Presidenza della Repubblica contrastasse con gli interessi della nazione, il che vuol dire che in realtà questo è stato solo un veto messo di carattere ideologico, perché credo che ci fosse come posso dire, una prevenzione non soltanto nei confronti del professore, ma nei confronti di un governo che si andava a insediare con una personalità così importante. Non avrebbe trovato probabilmente quelle difficoltà in cui qualcuno vorrebbe far cadere il governo italiano immediatamente una volta insediato. E questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo difeso e continuiamo a difendere una persona come Paolo Savona. Però, facendo un minimo di autocritica nella bellezza della democrazia, ci può anche stare dire questo sistema non funziona, ha delle lacune, il sistema Europa e il sistema euro. Noi come progetto di governo vogliamo quantomeno discuterne, fare un referendum. Sì. No, perché... un referendum. Noi vogliamo discutere i trattati europei, che è rivedere i parametri, anche perché non sono fondati, ad esempio i parametri di Maastricht, su elementi econometrici reali. Sono state tutte astrazioni che hanno portato effetti diversi nei diversi paesi. Riequilibrare, ad esempio, quello che succede nel bacino del Mediterraneo rispetto alle economie del nord Europa, a nostro avviso è utile per armonizzare, avere un'armonizzazione diversa dell'Europa e renderla anche più appetibile alle nostre imprese. Andare a applicare alcune direttive come la Bolkestein sugli stabilimenti balneari o su
gli ambulanti è assolutamente insensato, tant'è vero che lo stesso Bolkestein il 18 di aprile in un convegno che ha fatto presso la Camera dei Deputati ha detto che lui mai avrebbe pensato che il governo italiano e la Comunità Europea applicassero la sua direttiva in questi settori. È chiaro che c'è stato da parte dei passati governi una cessione di sovranità da parte dell'Italia superiore rispetto a quelle che dovevano essere fatte in una costruzione armonica a livello europeo. Quindi noi chiediamo solo di avere gli stessi diritti dei tedeschi e gli stessi doveri, ovviamente. Se poniamo l'ipotesi Lega e Movimento 5 Stelle tornassero da Mattarella per un nuovo incarico, come ha detto Salvini nelle ultime dichiarazioni, riproporrete Savona o cercherete di armonizzare la situazione con il Quirinale con un nome terzo che possa mettere d'accordo tutti? Secondo me in questo momento la cosa più importante è trovare una soluzione che scongiuri l'aumento dell'IVA e l'aumento di una finanziaria drastica a livello nazionale. Quindi questi elementi sono davanti al nome di Paolo Savona. Credo che in questo momento sì, però c'è un problema di fondo, che non si può dire che noi volevamo fare delle cose che non vogliamo fare e che quindi se poi ritiriamo Paolo Savona, avete visto, alla fine sono venuti a buoni consigli. No, perché in realtà è dall'inizio che questa è una fake news che noi contestiamo e che non trova riscontro nel programma di governo, e quindi perché noi dobbiamo andare a governare in un momento in cui tutti non si fidano di noi? Forse è meglio chiedere il voto ai cittadini, e se abbiamo una maggioranza parlamentare voluta dai cittadini su un programma di governo, a quel punto la fiducia l'abbiamo da parte di tutti i cittadini e non di qualcuno che ci dice vai avanti te perché mi viene da ridere, nel senso che ti fa andare a prendere il governo per poi scatenarti contro i mercati e dirti che sei incapace. Ecco, io credo che il senso delle istituzioni valga per tutti, quindi noi siamo disponibili a creare un governo forte per il Paese, però con la consapevolezza da parte di tutti che questo Paese può tornare a crescere se c'è la volontà di tutti di farla crescere e soprattutto se c'è un senso di responsabilità da parte delle più alte istituzioni dello Stato. Se questo non c'è, è chiaro che non ci può chiedere di portare la croce e di cantare, perché non è questo e non faremo bene al nostro Paese. Noi vogliamo fare un governo che aiuti i cittadini a risolvere delle questioni importanti, abolire la Fornero, fare la flat tax come dicevo prima, e non a creare danni al Paese. Quindi chiediamo da questo punto di vista una fiducia incondizionata alle istituzioni e che credano quello che diciamo e quello che scriviamo e non abbiano dei pregiudizi nei nostri confronti. In questi termini si può andare a governare, altrimenti è giusto che votino gli italiani. Lei viene da un'amministrazione locale, quella di Regione Liguria, dove il centrodestra governa tutto unito. Ha paura? State riflettendo anche sulle ripercussioni che potrebbero esserci da questo continuo tira da una parte e dall'altra Lega, Forza Italia soprattutto, che un riassetto nazionale delle forze possa, giocoforza, creare un effetto domino anche sulle amministrazioni locali, ad esempio in Liguria, Genova, Savona e La Spezia? Io credo che in Liguria si stia governando bene con del centrodestra e sarebbe un peccato mettere in discussione là dove si governa bene. Non ci sono state mai frizioni, non vedo perché dovranno essercene. È chiaro che la posizione ambigua a livello nazionale di Forza Italia non aiuta, però ripeto, noi da questo punto di vista non ci sentiamo responsabili, deve essere fatto un chiarimento all'interno di Forza Italia per capire quali sono le posizioni anche a livello internazionale che intendono assumere. Per noi è fondamentale che l'Italia torni a esercitare la centralità geopolitica nel Mediterraneo, torni a essere quel paese dove si fanno gli accordi per non far venire qua gli immigrati, ma soprattutto torni centrale negli equilibri di un Mediterraneo che deve tornare a essere fonte di ricchezza e non di povertà, come ha creato la destabilizzazione in cui è soggetto negli ultimi 10 anni, con buona pace di tutti i governi che si sono succeduti, che hanno perseguito interessi di altre nazioni e non della nostra. Quindi noi chiediamo di essere un governo in grado di perseguire gli interessi del nostro Paese e dei nostri cittadini. Chiediamo a tutte le forze politiche di lavorare in tal senso. Al momento, nonostante tutte le rinunce che abbiamo fatto come Lega, non ci è stato consentito di farlo. Se si verificasse un cambiamento, però stiamo parlando di ipotesi che al momento non ci sono, credo che la situazione caotica di questi giorni sia il fatto che il famoso piano B, visto che si parla di piani B,
da parte del centrosinistra o del Quirinale non sia attuabile, e quindi si sono accorti di essersi incartati da soli. Abbiamo ancora un minuto e lo vorrei dedicare a un tema più locale, che però interessa anche il nazionale. Lei viene dallo sviluppo economico come assessorato in Regione Liguria, sviluppo economico che in questa regione passa anche e soprattutto dalle grandi opere. C'è stato pochi giorni fa Castellucci, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per confermare la Gronda. Lei è favorevole a Gronda e Terzo Valico. Il Movimento 5 Stelle ancora nell'ultimo consiglio comunale a Genova ha votato contro la Gronda. Se si facesse questo governo giallo-verde, che non è il Brasile ma sono Lega e Movimento 5 Stelle, non era nel contratto, ma come riuscirete a trovare una sintesi su nel contratto su un c'era, tema per la Liguria così delle importante? grandi opere noi siamo assolutamente favorevoli, il governo è favorevole, sicuramente con la riduzione degli impatti ambientali, tenendo i cantieri non aperti per 18 anni, ma aprendoli e finanziandoli parallelamente per fare in modo che le esternalità negative ai cittadini siano minimi, assumendo non gente che arriva dall'altra parte del mondo, ma persone che vengono dal nostro territorio. Però sulla strategicità delle grandi opere non sono state messe in discussione. L'unica opera che nel programma di governo è messa in discussione non per l'interruzione ma per alcune modifiche progettuali è l'alta velocità Torino-Lione. Anche perché per noi è fondamentale che diventi anche un'alta velocità ad alta capacità come il Terzo Valico, in grado di trasportare il traffico merci e non solo traffico passeggeri, per cui ci sono alcune modifiche, e anche sulla riduzione dell'impatto ambientale. D'altra parte stiamo parlando anche di una vallata che ha cantieri da 18 anni, visto che il problema è che il nome altisonante di grandi opere in questo paese non va altrettanto veloce come in altri paesi, quindi il problema nostro è fare le opere necessarie, farle in fretta e fare magari un'opera alla volta invece che 20 opere e lasciarle aperte per 20 anni. Credo che questo sia una questione di buon senso, però l'accordo sulle infrastrutture strategiche del paese c'era, e devo dire abbiamo trovato anche da parte dei grillini su questi temi la consapevolezza che per far ritornare a crescere il paese abbiamo la necessità di avere anche quelle infrastrutture che ci rendano competitivi con il nord Europa, e quindi fondamentalmente anche il Terzo Valico, come il potenziamento, la diga nel porto di Genova, una serie di opere che per noi non sono importanti solo per Genova, sono importanti per rilanciare il Mediterraneo e il nostro paese, proprio in ottica per contare di più a livello geopolitico internazionale. Queste sono cose che infatti fanno capire quanto alla fine con loro è possibile discutere senza veti ideologici che non sono stati posti né da noi né da loro. Grazie per essere stato con noi a Edoardo Rixi. Tutta la Liguria ne parla torna mercoledì prossimo. Evviva!